carcere Angelica Utter avrebbe dimostrato pentimento, parlato di un guasto dell'auto, affermazioni che hanno indignato i familiari delle vittime. 1 su 7 ha ottenuto il posto auto nel garage comunale a Venezia. L'assessore Boraso annuncia che si sta lavorando per creare nuovi posti da assegnare a chi ne ha diritto. Schianto tra due tir lungo la A4 nel pomeriggio tra Cessalto e Sastino di Livenza in direzione Trieste. Grave l'autista del camion cisterna, code di 10 km, autostrada chiusa per uno sversamento. Nuovo episodio di grave degrado a Venezia, protagonista della vicenda stavolta una persona con problemi di forte fragilità psichiatrica, attenzionata ai servizi sociali. A Mestre e guerra, suon di carte bollate tra gli ortodossi moldavi e greci per la chiesetta della Natività, l'ex Umberto I, domenica presidio della Comunità dell'Est. Stand Innovation in Sala Grande al Lido per il film di Matteo Garrone in corsa per il Leone d'Oro. La Biennale e la mostra hanno ricordato il grande regista Giuliano Montaldo, scomparso ieri. Compleanno speciale oggi a Favaro Veneto, nonno Attilio compie 100 anni, il suo segreto andare in montagna, mangiare sano, autosufficiente, vive da solo nella sua casa di Campalto. Ben ritrovati con l'informazione che arriva da Venezia e provincia. Partiamo dalla strage di Santo Stefano di Cadore. Dal carcere Angelica Utter avrebbe dimostrato pentimento, ha parlato di un guasto alla sua automobile, un'affermazione che ha evidentemente indignato i familiari delle vittime. Vediamo. Un guasto meccanico. Dalla sua cella nel carcere veneziano della Giudecca, Angelica Utter, la 33enne tedesca indagata per la strage di Santo Stefano di Cadore, in cui sono morti Marco, il figlioletto Mattia Antoniello e la nonna Maria Grazia Zuin lo scorso 6 luglio, si starebbe giustificando così. Sarebbe convinta che a causare l'investimento possa proprio essere stato un problema all'auto, che aveva percorso tanti chilometri da ottobre dello scorso anno in poi, tra la Baviera, la Grecia e l'Italia. Una giustificazione che indigna i familiari delle 3 vittime per questo tentativo, scrivono dallo studio legale che li rappresenta, il 3A, di chiamare in causa un guasto e per il suo tardivo pentimento. Finora avevano preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo un profilo basso, ma leggere queste dichiarazioni per loro è stato troppo. L'eccessiva velocità determinante per le conseguenze della tragedia, scrivono i legali, non dipende da fattori terzi, è inaccettabile addurre come alibi un guasto. Difficile poi dimenticare quel video in cui si sentono i 2 botti fortissimi. Sarà la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Belluno ad accertare la fondatezza di questa circostanza. Hanno dichiarato Elena Potente, che quel pomeriggio ha perso il figlio, il compagno e la mamma, e Rocco Antoniello, fratello di Marco. I familiari poi si dicono anche perplessi, se non offesi, in merito ai presunti sentimenti di pentimento e rimorso che la Utter dice di provare e che, dicono, contrastano con la condotta tenuta nell'immediatezza dalla donna, che si è letteralmente disinteressata, chiudendosi nel silenzio come se nulla fosse accaduto. Intanto il periodo di carcerazione preventiva continua in attesa della chiusura delle indagini preliminari. Non è stato presentato alcun ricorso al Tribunale del riesame di Venezia, che difficilmente avrebbe concesso la libertà, se non altro per il pericolo di fuga. Pomeriggio di tensione a Cessalto, dove un uomo ha minacciato di togliersi la vita sdraiandosi all'altezza della rotatoria di via Roma. Si tratta di una 55enne di San Donà di Piave, già noto per disordini simili anche nel recente passato. L'alcol avrebbe deteriorato una situazione psicologica già molto delicata. Parlava di una donna, una presunta fidanzata probabilmente inesistente. Sul posto, per far desistere l'uomo, sono intervenuti gli uomini della polizia locale, i carabinieri, il sindaco Emanuele Crosato, il parroco Don Mauro. Alla fine di una lunga trattativa è stato fatto salire in ambulanza. Tutto questo in un pomeriggio molto difficile proprio nella zona di Cessalto per il traffico pesante a causa di un incidente che c'è stato in autostrada a 200 metri dal casello in direzione Trieste per lo scontro tra 2 mezzi pesanti. Il tratto della 4 è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Un pomeriggio pesante, ora l'emergenza è rientrata, ha detto il primo cittadino, che ha ringraziato le forze dell'ordine. Autostrada Alto Adriatico per la collaborazione fondamentale è stato anche il ruolo di Don Mauro.
Ed ora parliamo dei posti nel garage comunale. 1 su 7 ha ottenuto il posto. L'assessore Boraso annuncia che si sta lavorando per creare nuovi posti da assegnare. Chiuso il bando comunale di Piazzale Roma per i posti auto, 1797 domande per 250 posti, 29 gli spazi richiesti dai disabili, 1328 da persone fisiche, 440 da società. In pratica l'assegnazione riguarda circa un richiedente su 7. Sono testimonianza che c'è grande aspettativa, grande attesa, perché è un fabbisogno reale. Oggi la società, anche in centro storico, tutti quelli che vivono, che sono dei veri eroi, hanno anche la necessità di avere una possibilità di arrivare in macchina per la propria famiglia, per il proprio lavoro. È evidente, abbiamo fatto un lavoro molto particolare, perché oltre che le persone che hanno restituito la disponibilità perché sono defunte, c'era anche chi teneva il posto non avendo più la residenza in centro storico, quindi è stato fatto un lavoro certosino e ringrazio AVM nome per nome per ripulire e per rimettere in disponibilità, perché questo bando nasce per chi vive e abita in centro storico a Venezia. Le richieste sono troppe rispetto ai posti e l'amministrazione assicura che sta lavorando per mettere a disposizione nuovi parcheggi. C'è il tema di fondo, abbiamo una delibera ferma dal 2019. Noi avevamo dato la possibilità al Garage San Marco di ampliarsi sulle aree Veritas Sant'Andrea per quasi 400 posti, hanno rinunciato, adesso con i nostri uffici legali stiamo capendo come recuperare questa cosa, magari anche affidandola ad AVM l'ampliamento delle garage e quindi recuperando ulteriori posti, però va costruita l'involucro. L'altra cosa invece è il lavoro che sta facendo il sindaco Luigi Brugnaro da mesi, proprio in maniera stretta con il presidente dell'autorità portuale, perché ci concedano delle aree per i nostri residenti, per i cittadini del centro storico, sull'area dell'ex Venezia Terminal Passeggeri. L'impegno dell'amministrazione è dunque lavorare intensamente per soddisfare, se non tutte, la maggior parte delle richieste pervenute per un posto auto. Noi nei prossimi mesi affronteremo il tema di questa delibera che autorizzava l'ampliamento del San Marco e anche spero che il sindaco concluda positivamente per i nostri concittadini di Venezia questo rapporto di collaborazione con l'autorità portuale per recuperare almeno 300-400 posti proprio per i nostri residenti. Era ricercato dal 2021. I carabinieri hanno arrestato a Venezia un trafficante di droga iraniano. Un 56enne di origini iraniane e con cittadinanza austriaca, ricercato per traffico internazionale di stupefacenti, è stato arrestato a Venezia dai carabinieri del nucleo investigativo. L'uomo, ricercato da gennaio 2021 dall'autorità giudiziaria turca, è stato localizzato nei pressi di un hotel. Portato in carcere a Santa Maria Maggiore, rimarrà in attesa dell'estradizione. C'è un nuovo episodio grave di degrado a Venezia. Protagonista della vicenda stavolta è una persona con problemi di forte fragilità psichiatrica. Degrado no limits in Venice, tradotto significa degrado senza limiti a Venezia. Potrebbe essere il titolo di uno dei film in concorso in questi giorni all'80ª Mostra del Cinema. Invece è pura realtà. Una donna accovacciata su se stessa, praticamente a carponi, intenta, diciamo, a liberarsi delle necessità del mattino, prima sotto il ponte di Calatrava, poi con il fondoschiena rivolto direttamente in laguna, con gli slip completamente tirati giù fino alla caviglia e con le parti intime completamente in mostra davanti a passanti, increduli residenti e ridanciani turisti. Episodio di questi giorni e parrebbe non si tratti della solita turista, al contrario, protagonista dei cosiddetti bisogni en plein air, una residente o perlomeno una donna che vive o frequenta assiduamente Venezia. Così sentendo alcuni veneziani, cioè gli stessi che ci hanno inviato le foto e il video in questione, che per motivi di decoro e tutela della privacy abbiamo opportunamente offuscato. Di più, parrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che la donna, pur non essendo seguita dai servizi sociali del comune, sarebbe dagli stessi per così dire attenzionata, cioè è una persona con problemi di natura psichiatrica conosciuta in città. Se effettivamente le cose dovessero essere così, da parte nostra l'auspicio questa persona dalla salute mentale più fragile possa non essere lasciata nella sua solitudine, ma ascoltata e capita nella sua pienezza, perché possa ricevere il necessario e quanto più urgente aiuto. Siamo a Mestre, ora è guerra, suon di carte bollate tra gli ortodossi moldavi e greci per la chiesetta della Natività.
Domani io ho già in programma nella mia agenda un matrimonio e un battesimo alle ore 13 e come vedete, guardate, la chiesa è chiusa con i lucchetti e io non lo so cosa farò domani. Ho avvisato i sposi, la sposa ha cominciato a piangere. Sorpresa amara per la quasi inosposa ortodossa di nazionalità moldava, si è vista sfumare il matrimonio a nemmeno 24 ore dalla prevista cerimonia. E ha cominciato a dire: ma io ho preparato tutto, il ristorante, ho preparato, gli ospiti sono venuti da lontano, dai altri paesi anche sono venuti per questo matrimonio. Accade a Mestre, dove per una guerra a colpi di carte bollate in corso da anni, la comunità moldava e quella greca ortodossa da martedì scorso sono letteralmente separate dai lucchetti posti all'interno e all'esterno della chiesetta neogotica della Natività della Madre di Dio, all'ex Umberto I, che fino a pochi giorni fa li riuniva liturgicamente sotto lo stesso tetto. Chiesetta ristrutturata dalla comunità dell'Est che di tasca propria ha speso più di 200.000 euro, dice padre Anatoli. Dopo 9 anni di sacrificio che questa comunità moldava, insieme a quelli che frequentano anche georgiani, che frequentano anche ucraini, romeni, anche russi, anche greci, alcuni. Accesso negato alla comunità ortodossa dell'Est Europa, a deciderlo l'ordinanza di fine luglio scorso emessa dal giudice Fabio Massimo Saga del Tribunale di Venezia. Ha stabilito che non sarà più nella disponibilità della comunità moldava. Il motivo? La cosa è un po' complicata e riguarda dinamiche interne alle due comunità. Spiegate in modo semplice, basta dire che in primo grado il Tribunale aveva dato ragione alla comunità moldava e ora in secondo a quella greca. Nel mezzo i 5.000 della comunità moldava che ora si sono dati appuntamento domenica prossima dalle 9 del mattino per un presidio davanti all'amata chiesetta. L'appello di padre Anatoli al Comune di Venezia, Monsignor Moraglia, affinché, in attesa di una soluzione, possano tornare a pregare, almeno per l'intanto, nella chiesetta di San Martino a Campalto. Una chiesa, grazie al Patriarcato di Venezia, a Monsignor Moraglia e anche alla comunità di Campalto, Monsignor Massimo, che ci ha ospitato. È stato inaugurato un nuovo pulmino a favore dell'associazione di volontariato Anteas di Mestre. La cerimonia di consegna oggi a Chirignago all'Istituto Donorione. Consegnato un nuovo veicolo all'Associazione di Volontariato Anteas di Mestre per garantire assistenza e momenti di socialità ai cittadini bisognosi. Con questo mezzo riuscirà a fare nuove attività rivolte alla terza età, alla quarta età, agli anziani in perdita di autonomia e alle persone con disabilità. Non solo accompagnamento da e per i centri diurni, non solo accompagnamento nelle attività sociali, ma anche attività di comunità, la gita, l'attività di socializzazione, il pranzo insieme. Ecco, Anteas diventa un mattoncino importante del nostro sistema di welfare cittadino. Il pulmino è uno strumento a servizio delle numerose attività che Anteas propone, non solo di trasporto. Siamo ripartiti con energia e volontà di esserci da un anno. Abbiamo iniziato in punta di piedi, ci siamo associati al Donorione per fare trasporto sociale, trasporto alimentare. Abbiamo concordato con l'assessore e con l'ASL 3 dei trasporti per la disabilità, per le RSA e vogliamo esserci per le persone in fragilità e in solitudine. E riteniamo giusto che con piccoli passi possiamo creare una catena associativa importante attraverso anche il passaparola. Noi vogliamo un volontariato capace di valere, volere, volare, un volontariato vincente. Pochi secondi di pubblicità, linea alla regia. TG Venezia, ben ritrovati, ripartiamo dalla mostra del cinema, siamo al Lido per il film di Matteo Garrone che ha ottenuto una standing ovation. La Biennale e la mostra hanno ricordato il grande regista Montaldo scomparso ieri ed oggi è stata la giornata dell'ultimo film italiano in concorso. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e la Biennale hanno ricordato commossi ai partecipi il grande maestro Giuliano Montaldo, regista scomparso ieri all'età di 93 anni. E ieri sera in Sala Grande commozione e applausi a scena aperta per il film Io Capitano del regista italiano Matteo Garrone in concorso, che abbiamo incontrato. L'idea, del film nasce dal desiderio di raccontare questo viaggio che fanno questi due ragazzi attraverso l'Africa,
questi due migranti, per cercare di raggiungere l'Europa dal loro punto di vista. Diciamo che siamo abituati qui in Occidente ormai da anni a vedere le immagini di questi barconi che arrivano, sempre con la macchina alla presa puntata dall'Europa verso il Mar Mediterraneo. Invece l'idea è stata quella di cambiare completamente la prospettiva, mettere la macchina presa dall'altra angolazione in una sorta di controcampo e raccontare quello che vuol dire fare il viaggio dalla loro angolazione. Anche l'Italia, ricorda Garrone, nella sua storia è un paese di migranti e poi cercare anche di mettere in luce questa di fondo, questa profonda ingiustizia che vivono questi ragazzi, perché non riescono a capire per quale motivo dei loro coetanei possono liberamente andare in vacanza nei loro paesi, nel caso specifico parliamo del Senegal, e se invece loro vogliono venire in Europa devono rischiare la vita affrontando un viaggio che spesso diventa un viaggio di morte. La globalizzazione è arrivata forte anche lì, quindi loro hanno continuamente una finestra sull'Occidente attraverso i social, attraverso le televisioni, e quindi è umano che loro abbiano il desiderio di viaggiare, e quindi questo mi sembrava anche importante dirlo e far capire anche magari ai giovani, se avranno modo di vederlo il film, anche che privilegi hanno, ma anche giovani e meno giovani, anche noi, no? Che privilegi abbiamo, a volte ci dimentichiamo dei privilegi che abbiamo. Un saluto a tutti i telespettatori di Antenna 3, ciao. Siamo a Favaro, Veneto, per raccontarvi i 100 anni di nonno Attilio. Tanti auguri Attilio, tanti auguri a te. Evviva Attilio! 100 anni e non sentirli. Oggi a Favaro Veneto il signor Attilio ha festeggiato un super compleanno insieme ad amici e parenti in tutto il suo splendore fisico e mentale. Non pensavo e ci contribuiva tanto contribuiva. Sono da fine immagina. Perché sono più vecchio dei 7 fratelli. Il Signore mi ha dato la forza ad arrivare. Il signor Attilio vive da solo nella sua casa di Campalto, è autosufficiente anche se il figlio e la nuora lo accudiscono quotidianamente con amore. È un uomo che si è sempre dato da fare nel lavoro, ha un carattere ottimista e ci ha insegnato in famiglia di comportarsi sempre bene, rispettare le persone, rispettare la famiglia e rispettare il lavoro. Questa piccola roccia è, come si può dire, è il mio tesoro alla luce del sole. Sì. È sempre presente a tutte le manifestazioni in prima linea, il 25 di aprile, il 2 di giugno e il 4 novembre. Non sarebbero delle manifestazioni se non ci fosse Attilio Maguolo, che interviene sempre. È veramente un grande onore avere un concittadino che testimonia ed è testimonianza vivente della storia che c'è stata nel 1900. Nella sua vita Attilio ha affrontato anche tanti dolori, oltre la perdita della moglie, anche quella di un figlio mancato all'età di 21 anni in un incidente stradale, ma è andato avanti. Qual è il segreto per arrivare così a 100 anni? C'è 40 anni che vado in montagna e ho trovato dei bei porcini. Ho detto se buttare via tutte le cose brutte, buttare via i cuori, vino, lo bevo mio vino io, né fumare, ecco la vita di qui e fammi mangiare quello che mi è comodo a me. E cosa le piace mangiare? Minestrone. E questo è l'augurio migliore che gli si possa fare. Di vivere altri 100 anni, di vivere altri 100 anni, ma così, nella gioia e nel sorriso. E con il bel sorriso di nonno Attilio noi ci lasciamo, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, siamo come sempre alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Treviso, grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo.
L'anticiclone domina incontrastato. Anche venerdì 8 settembre non mancherà il bel tempo, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, dunque tanto sole come ci mostra la grafica, con cielo sereno e limpido al massimo velato. Le temperature si manterranno stazionarie e piuttosto gradevoli, minime sui 13-21 gradi, massime tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato ovunque, salvo possibili nubi basse al mattino nei fondovalle, ma in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non si verificheranno sostanziali variazioni rispetto ai giorni scorsi, dunque ampio soleggiamento. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 30-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.